Tanto rassicuro Sua Eccellenza che restituiamo la reliquia. Questo già è un dato di fatto. Va bene, va bene. No, perché qualche devoto dice: ma non è che poi adesso ce la teniamo a Padova? No, va bene. Una settimana di tempo, tanto è rimasta la reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio nella Basilica del Santo per accogliere a sé i tanti pellegrini devoti ad Antonio. 13 giugno con un viaggio per terra e per mare che parte all'alba dalla Basilica della Salute, 20 giugno un altro viaggio, questa volta via acqua che domani la riporterà a Venezia. Dopo la lunga diretta di domenica scorsa, Rete Veneta emittente del nostro network Media Nord-Est seguirà passo dopo passo anche il pellegrinaggio del ritorno verso la laguna che inizierà alle 12. A partire invece dalle 10:30 comincerà la diretta con una troupe a bordo dei mezzi acquei dell'imbarcadero del Portello a Padova. Intorno alle 18:15 la reliquia sarà accolta a Venezia dal patriarca Francesco Moraglia. Lungo il Canal Grande arriverà alla Basilica della Salute per la messa solenne che seguiremo sempre in diretta. L'atto conclusivo di un percorso iniziato con la Tredicina del Santo culmina il 13 giugno con il ritorno della reliquia che fu donata nel 1652 dai frati minori conventuali alla Serenissima, allora impegnata in un'estenuante guerra contro l'impero ottomano. La Serenissima quel giorno fece voto al santo per chiedere la cessazione delle ostilità e domenica 20 giugno, domani, il reliquiario tornerà in quella che da quasi 4 secoli è la sua casa, la Basilica di Santa Maria della Salute.